Vedi? Vedi quando uno Self-service. Self-service. Fa tutto da sé. Aspetta, non ti muovere. No, chi si muove? Hanno detto il bianco, eccolo qua. Ecco, Vai. Allora questo lo poso perché tu sai che io mi porto a casa i microfoni. Adesso mi sistemo, vedi? Secondo voi che cosa sta per accadere? Sta per accadere che io, siccome... Uno dei momenti più importanti di Mille Voci. Siccome scripta restant, come dicono i latini, io ho firmato che devo fare adesso 6 brani, no? Tutti di seguito. Tutti di seguito. Inchiodatevi lì sul divano. Il primo, se avessi detto 2 era peggio ancora. Era peggio, sì, perché poteva essere vero. Il primo ed ultimo. Ma non è che sicuramente la gente sarebbe contenta, di questo sono sicura. Non è un brano, è una fiaba. Okay. Fiaba per adulti. Il titolo è Il delfino e la rosa. La conosco, è bellissima, Gianni Nazzaro. C'era un delfino che aveva le ali fatte con vecchi giornali. Chiese a un gabbiano con barba ed occhiali come poteva volare. Il vecchio uccello planò tra le pinne, poi visitò la sua pelle, lesse una storia tra un canto e un'attesa di come nacque una rosa. In un giardino che il tempo ignorò c'era una sposa che amava il suo re, ma un bel giorno venne odio, il viso mostrò, lei se ne innamorò. Così l'amore col seme di guerra si rotolò sulla terra mentre bruciavano boschi e castelli, si combatté tra fratelli. Il nostro principe della follia seguì la sua gelosia, prese la spada che cadde confusa nel cuore della sua sposa. In un giardino che il tempo ignorò, un ramoscello dal sangue spuntò. Ogni spina fu un tormento, il cielo sbiancò, poi rosa diventò. Prima che l'uomo distrugga ogni cosa, devo trovare la rosa, disse il delfino al gabbiano tremante. Fammi volare all'istante, devo portarla ai signori del mondo. Lei canterà il suo racconto